Siamo con Marcello Colombo, presidente della SAV, Sorveglianza Aerea Veneta. Come mai in piazza oggi? Buongiorno, oggi in piazza Chioggia per far conoscere la nuova realtà associativa regionale del terzo settore, la SAV, Sorveglianza Aerea Veneta. È un'organizzazione di volontariato. Perché a Chioggia? Perché la città è stata scelta come sede principale per la regione Veneto. E cosa fa nello specifico? La SAV ha come scopo quello di svolgere un servizio di ricognizione, controllo e verifica aerea del territorio veneto, sia come attività di prevenzione che a seguito di eventi calamitosi. Questo servizio viene effettuato con droni dell'associazione o messi a disposizione da soci o da terzi. Come si sviluppa la giornata? Oggi, questa mattina, i tesserati che si avvicineranno nel gazebo qui in piazza hanno il compito di rispondere alle varie curiosità dei vari cittadini e curiosi. Nel pomeriggio ci sposteremo per un pranzo a Sottomarina presso lo stabilimento internazionale e poi nello spazio della spiaggia davanti allo stabilimento ci sarà dei voli dimostrativi. E una cosa, se io volessi iscrivermi alla SAV? Molto facile. Ci si può iscrivere o qui al gazebo questa mattina o altrimenti accedere al sito web www.saveneto.org e compilare il modulo presente. Altrimenti è ancora più semplice mandare un'email a info@saveneto.org. Perfetto, quando vi vedremo attivi allora? Siamo già operativi, ma ufficialmente pensiamo di uscire ai primi di gennaio. Perfetto, anno nuovo, vita nuova. Esatto. Grazie infinite. Grazie a voi. Allora siamo alla Camera, la pescheria della Camera. La novità è le ostriche. Praticamente c'è una nuova confezione, come potete vedere dall'immagine, costa 15 euro al chilo, sono una decina di ostriche, il prezzo è buono e sono veramente ottime. Una novità tecnologica, aprire le ostriche non è facilissimo, queste invece sono preparate, cioè praticamente hanno fatto un sistema in cui c'è una parte dell'ostrica che è stata già lavorata, c'è un prodotto organico, quindi assolutamente che non dà nessun problema, e all'interno di ogni confezione c'è un vero e proprio piccolo bisturi che, come potete vedere, rende facilissima l'apertura dell'ostica.